Verso la chiusura la fase diocesana di canonizzazione di Don Nando Negri. Giovedì 1 novembre in cattedrale a Chiavari il vescovo sigillerà i 424 documenti raccolti sulle virtù del sacerdote. Un carro cisterna che trasportava cloroformio è uscito dai binari nelle prime ore di questa mattina dopo la stazione di Rapallo. Nessun ferito ma molti disagi alla circolazione ferroviaria. Vertenza Astore prosegue in Confindustria a Chiavari tra aziende e sindacati. Prime aperture, lettera del governo e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle ai vertici della Aliaxis per bloccare il trasferimento. In mattinata sopralluogo congiunto tra Polizia Stradale, Vigili Urbani e Carabinieri negli incroci più trafficati e pericolosi di Chiavari. L'intersezione tra Corso Mille e Viale Rata è considerata una dei più allarmanti. 7 anni fa l'alluvione che colpì la Val di Vara e le Cinque Terre provocando 13 morti e milioni di danni. Questa mattina il ricordo a Rocchetta de Vara con l'apertura del cantiere per il nuovo ponte. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Nella solennità di tutti i santi la nostra diocesi vivrà un momento di grazia particolare. Il vescovo Monsignor Tanasini nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto sigillerà la documentazione raccolta sulle virtù umane e cristiane di Don Nando Negri, concludendo quindi la fase diocesana del processo di canonizzazione del sacerdote chiavarese. La pratica sarà poi istruita a Roma alla Congregazione per le Cause dei Santi. Nel pomeriggio di giovedì 1 novembre si compirà in cattedrale a Chiavari un percorso iniziato nel 2013 quando è stato avviato il processo per la causa di canonizzazione di Don Nando Negri. La cosiddetta fase diocesana prevede la raccolta di tutti i documenti che possano attestare le virtù umane cristiane del sacerdote. Gli stessi saranno consegnati nelle mani del vescovo prima di inviarli alla Congregazione per la causa dei Santi a Roma. Il vescovo tanto dichiarerà conclusa questa fase e si raccoglieranno i giuramenti di tutte le persone che hanno operato, quindi che giureranno di aver fatto tutto secondo i criteri stabiliti, di mantenere il segreto d'ufficio, e poi si chiuderà tutta questa documentazione materialmente in alcuni plichi che poi verranno una copia conservata in diocesi e una copia inviata alla Congregazione per le Cause dei Santi a Roma. La raccolta delle informazioni e degli scritti è avvenuta ad opera di una commissione di periti storici che hanno ripercorso la storia di Don Nando attingendo a varie fonti. Noi abbiamo trovato 424 documenti, di cui una parte, oltre 60 manoscritti di Don Nando. Li abbiamo trovati ovviamente al villaggio del ragazzo, poi li abbiamo trovati nelle parrocchie dove lui ha lavorato, dove è stato presente, in modo particolare a Castello, a Lavagna, a Santo Stefano dove è stato per un periodo, e poi ovviamente abbiamo trovato dei documenti anche che riferivano al suo ministero sacerdotale durante il periodo che è stato al villaggio. In che modo questi scritti potranno contribuire alla causa di beatificazione? Beh, direi di sì, perché raccolgono la storia, tutta una storia iniziata nel 1946 e finita per Don Nando, e continua per il villaggio, finita per Don Nando alla sua morte. Conclusa questa fase, la pratica sarà istruita a Roma, dove seguirà una fase di verifica del materiale raccolto sino ad arrivare alla dichiarazione di eroicità e virtù del sacerdote. Verrà valutato tutto questo materiale sia da un punto di vista storico che teologico e poi, se Dio lo vorrà, la causa procederà fino alla dichiarazione dell'eroicità delle virtù, cioè che Don Nando ha vissuto le virtù umane cristiane in modo eroico, e poi se ci sarà, il sigillo del Signore, cioè se ci sarà la testimonianza di un miracolo, si addiverrà forse alla beatificazione.
Immagine molto suggestiva questa. Vi ricordo che il rito inizierà il giorno 1° novembre alle ore 17:30 in cattedrale a Chiavari. Monsignor Tanasini chiuderà la fase diocesana e alle 18 presiederà la Santa Messa. Telepace trasmetterà la celebrazione in diretta al canale 15 del vostro telecomando. A seguire poi sarà proposto un bel film, L'opera sorprendente, diretto da Gabriella Bairo Puccetti, dedicato proprio alla vita di Don Nando Negri. La conclusione della fase diocesana del processo di canonizzazione di Don Nando Negri è un momento particolarmente significativo per la grande famiglia del Villaggio del Ragazzo, l'opera diocesana, fondata e voluta fortemente dal sacerdote. Vediamo. Che cosa rappresenta per il Villaggio del Ragazzo questo momento? Questo momento per il villaggio rappresenta intanto una grandissima emozione, perché pensare che veramente il nostro fondatore ufficialmente è riconosciuto come parte di un processo di beatificazione vuol dire rendere vero tutto quello che chi ha vissuto di fianco a lui non aveva dubbi che fosse, cioè Don Nando è un santo. Questo per i primi collaboratori, per le persone che hanno avuto modo di stare vicino a lui, dubbi non ce ne sono mai stati. È un dono di grazia ma anche un impegno per chi porta avanti la sua opera. È un dono di grazia ma anche un impegno, perché io credo e sento la responsabilità molto forte di continuare ad incarnare quello che lui ha detto più volte, e cioè che lo spirito religioso del villaggio è l'amore. Il sentimento del villaggio è gioia, è riconoscenza, è lode a Dio, perché viene diciamo un po' riconosciuto quello che lui ha fatto in modo molto attento. Ecco, abbiamo sentito tutto il percorso fatto, tutte le testimonianze raccolte, la verifica dei teologi, la verifica degli storici, diciamo una serie di persone. Non è il villaggio che ha spinto in questi anni, diciamo la verità, noi siamo stati in attesa. Abbiamo semmai segnalato qualche persona che poteva dire qualcosa di importante su di lui, ma diciamo sommato noi siamo stati molto neutrali, perché deve essere così. È il Signore che semmai lo renderà ancora più significativo per tanta gente attraverso i segni che vorrà eventualmente manifestare. E ora passiamo alla cronaca, perché nelle prime ore di questa mattina il carro di un treno merci dell'impresa francese Capetren, diretto da Rosignano ad Alessandria, è uscito dai binari in prossimità della stazione ferroviaria di Rapallo, all'altezza del viadotto di Via della Libertà. Il convoglio trasportava cloroformio, sostanza non infiammabile, a meno che non entri in contatto con altre e che possa quindi poi prendere fuoco. Le operazioni di recupero sono terminate alle 8:30, hanno coinvolto 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. In seguito al deragliamento si sono danneggiati 3,5 km di binario. L'intervento proseguirà per le prossime 72 ore anche nella notte per consentire la sostituzione di 6.000 traversine. I vigili del fuoco hanno riscontrato l'assenza di sversamenti. La circolazione dei treni prosegue a un solo binario a senso unico alternato con modifiche alla offerta commerciale di Trenitalia e quindi con cancellazioni e limitazioni sia per i treni regionali sia per quelli di lunga percorrenza. Oggi, giornata di disagi, infatti, ritardi medi intorno ai 20 minuti. Tra Chiavari, Rapallo e Santa Margherita è stato attivato un servizio bus di supporto. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamenti, il rischio corso è stato notevole, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi, così ha commentato il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. Da domani è atteso un significativo peggioramento delle condizioni meteo che interesseranno tutta la regione Liguria. Le attuali uscite modellistiche prefigurano nella giornata di sabato 27 l'ingresso di un primo fronte perturbato che coinvolgerà tutti i bacini a partire dal centro-ponente. Non si escludono fenomeni significativi anche nel resto della regione legati alla possibile persistenza dell'evento. Domani si attendono le decisioni della Protezione Civile in merito alla diramazione di eventuale stato di allerta.
Prosegue nella sede di Confindustria a Chiavari il confronto tra l'azienda Astore e i sindacati. Il tema sul tavolo resta quello del trasferimento a Casella. La richiesta dei rappresentanti dei lavoratori è di dilatare i tempi di uno spostamento per i quali resta la forte contrarietà. Intanto, in attesa della convocazione del tavolo al Ministero del Lavoro, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Valente, i parlamentari e gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle hanno scritto una lettera ai vertici del gruppo Alixis, proprietaria della Astore. Sentiamo. Un incontro interlocutorio, ci sono stati dei passi in avanti perché noi notoriamente non ci sottraiamo alle trattative. È chiaro che se i lavoratori dovessero, ma noi non lo condividiamo, essere spostati sul sito di Casella, è evidente che dovrebbero andare con un'invarianza dei costi. L'azienda ha fatto qualche apertura anche sui tempi? Beh, sui tempi al momento no. È chiaro che noi continuiamo a ribadire che ci sia un piano industriale di prospettiva e che i tempi vengano notevolmente allungati rispetto a giugno del 2019 che ci ha proposto l'azienda. Intanto, in attesa della convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del tavolo di confronto sulla Astore, arriva l'interessamento del governo e non solo. Beh sì, anche a livello di Commissione Europea è un fatto positivo. Il gruppo europeo dei 5 Stelle hanno scritto una lettera al capo della Alixis chiedendo che venga ripensata quello che è il trasferimento o in alternativa almeno un allungamento dei tempi collegandosi alla brutta vicenda del Ponte Morandi. È un fatto positivo perché dobbiamo dire che questo può aiutarci anche nell'allungare dei tempi che sarebbero di vitale importanza all'interno di questa difficile trattativa e vertenza, e quindi vediamo quali saranno le risposte, le aspettiamo. Nel frattempo noi ovviamente non ci sottraiamo alla trattativa e vediamo se su quegli aspetti si possono fare dei passi in avanti. È chiaro che il punto fondamentale è quello dell'allungamento dei tempi o possibilmente di mantenere sul nostro territorio la fabbrica Astore. Il Comune di Sesti Levante ha ottenuto un finanziamento pari a 243.700 euro per il progetto di recupero del sentiero delle Rocche di Sant'Anna a Sesti Levante, che aveva redatto e presentato sui bandi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria. L'intervento verrà effettuato sul sentiero conosciuto anche come dei Ponti Romani, a cui è associato un intervento supplementare inerente al recupero dei ruderi della chiesa di Sant'Anna, per il quale si è ancora in attesa di un finanziamento. Il tracciato risale la Valle del Fico ed era caratterizzato da diversi tornanti e da 5 ponti ad arcata unica che permettono il superamento di modesti corsi d'acqua. Il progetto prevede la messa in opera di interventi atti a garantire la massima conservazione dei manufatti e dei caratteri storici e paesaggistici dell'area, con l'obiettivo di non intaccare l'equilibrio e la speciale atmosfera carica di storia inseriti in un ambiente naturale di grande pregio. Ed è terminato il rifacimento della pavimentazione della palestra Riboli di Lavagna, un'area di 340 metri quadrati utilizzata non solo dagli studenti ma anche da diverse associazioni. A causa dell'umidità il parquet in legno si stava staccando in più punti. Dopo aver segnalato il problema al Comune, la commissione straordinaria è intervenuta stimando una spesa di 25.000 euro per l'intervento di recupero. La risistemazione è stata eseguita dalla ditta Posalba di Alba. Il nuovo pavimento sportivo è realizzato dall'impresa Mondo, è costituito da un sottofondo elastico a barriera a vapore al quale è stato incollato un PVC prestazionale. Sul nuovo parquet sono anche stati tracciati i campi di pallacanestro e di pallavolo. Da lunedì prossimo, dopo neppure un mese dalla chiusura, la palestra tornerà a disposizione di tutti gli utenti. La Regione ha assegnato un contributo al Comune di Recco di 17.000 euro circa. I fondi, spiega l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe
per autunno saranno utilizzati per completare il secondo lotto del marciapiede sul lungomare Bettolo, compresa anche la costruzione di 4 scivoli per abbattere le barriere architettoniche, 2 da costruire nuovi e 2 da adeguare alle normative vigenti. La ditta incaricata ha vinto l'appalto con un ribasso del 21% per un importo di poco superiore ai 36.000 euro. Confermati i fondi regionali, è stato firmato il contratto. I lavori inizieranno il 6 di novembre, avranno una durata di 75 giorni. Con lo scopo di ridurre il numero di incidenti stradali, che nell'ultimo anno sono stati numerosi, questa mattina a Chiavari si è tenuto un sopralluogo congiunto tra Polizia Stradale, Vigili Urbani e Carabinieri per valutare una migliore gestione del traffico e della viabilità. Vediamo. L'uso del telefono cellulare alla guida è la causa principale degli incidenti stradali che si sono verificati tra l'anno scorso e quest'anno a Chiavari. 108 quelli avvenuti in via Parma, 77 quelli in corso De Michiel e 27 quelli in corso Millo, all'altezza dell'incrocio con viale Tappani. Abbiamo l'incrocio corso Millo, viale Arata, corso De Michiel in generale, che comunque corso De Michiel porta circa 10.000 veicoli al giorno tra verso Levante e verso Ponente, e via Parma, che però via Parma ha tanti incidenti ma è lunga, sono 4 km e il volume di traffico l'abbiamo calcolato e misurato anche col sistema della lettura targa delle telecamere in più di 19.000 passaggi di veicoli al giorno per ogni direzione di marcia, quindi via Parma sopporta un traffico di circa 38.000 veicoli al giorno. I sopralluoghi presso gli incroci e le strade più pericolose della città rientrano nell'ambito del progetto Osservatorio su incidentalità stradale in ambito provinciale, promosso dalla Prefettura di Genova e nato negli anni scorsi. Effettuiamo dei sopralluoghi congiunti con la polizia locale della zona ovviamente, la quale ci presenta già dei dati statistici e dei punti a rischio più critici nelle loro zone e cerchiamo di trovare delle soluzioni tecniche per risolvere queste problematiche. Fino adesso la cosa è andata molto bene. Una volta fatto il sopralluogo ci sarà una relazione. Allora, al termine dei sopralluoghi sarà effettuato un documento presentato in prefettura, discusso in prefettura, e da quel momento in poi ogni comune potrà effettuare eventuali migliorie attraverso questo documento che praticamente raccoglierà tutti i suggerimenti sia da parte nostra che dalla parte delle forze dell'ordine oggi presenti. Intervento del 118 intorno alle 18:45 a Bacezza, a Chiavari. Un uomo di 73 anni è caduto da una fascia per circa 6 metri di altezza, riportando un trauma cranico non commotivo. L'uomo è stato trasferito al codice giallo all'ospedale San Martino di Genova per le cure del caso. Si è svolta questa mattina nel tratto di mare davanti a Portofino e Santa Margherita Ligure l'esercitazione della Guardia Costiera denominata Nereide del Tigullio 2018. Lo scenario simulato è stato un'avaria alla motonave Zenit lunga oltre 200 metri e una stazza di quasi 50.000 tonnellate ormeggiata al largo di Portofino con a bordo 2.038 persone, a causa della quale si è ipotizzato lo sversamento in mare di idrocarburi. Per contrastare il diffondersi dell'inquinante sono stati messi in opera centinaia di metri di barriera galleggiante. Nello scenario operativo sono state impiegate 2 motovedette, un battello veloce della Guardia Costiera, 2 natanti sempre della Guardia Costiera, ausiliaria e altri mezzi messi a disposizione da società che si occupano per conto dei 2 comuni rivieraschi delle attività di prevenzione e di bonifica. L'esercitazione anti-inquinamento, oltre a costituire una preziosa occasione per testare, verificare e calibrare il complesso delle procedure di intervento tra gli apparati dello Stato, della Regione e dei comuni rivieraschi, è stata la sede per contrastare con assoluta certezza la sinergia e la perfetta cooperazione esistente tra tutti i soggetti coinvolti in questa operazione. Nel giorno della commemorazione dell'alluvione che nel 2011 colpì la Val di Vara e le Cinque Terre, sono partiti quest'oggi i lavori per la ricostruzione del ponte di Rocchetta Vara distrutto 6 anni fa. Un'opera finanziata con 1.200.000 euro di fondi della Protezione Civile e che verrà conclusa nel maggio del 2019.
Sono trascorsi 7 anni dall'alluvione che il 25 ottobre del 2011 colpì le Cinque Terre e la Bassa Val di Vara, provocando la morte di 13 persone e lasciando sul territorio milioni di euro di danni. Nel giorno del ricordo è partito il cantiere per la ricostruzione del ponte di Rocchetta Vara. Fu distrutto dalla piena del torrente Gravegnola e da allora questa parte di vallata è collegata alla strada provinciale solo tramite un ponte Bailey. Entro la prossima primavera, questi sono gli auspici della regione, il nuovo ponte sarà pronto. La nuova struttura sarà costituita da un'arcata a impalcato misto in acciaio calcestruzzo a campata singola di una luce pari a 27,5 metri. La strada sarà costituita da 2 corsie, una per senso di marcia di lunghezza pari a 3,25 metri e affiancata da 2 banchine di larghezza pari a 1 metro. A far partire simbolicamente i lavori il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, insieme al presidente della provincia della Spezia Giorgio Cozzani e tutti i sindaci del territorio. I lavori sono stati finanziati dalla regione con 1,2 milioni di euro provenienti dai fondi della protezione civile. Un primo tassello di una serie di opere che nell'area attendono il completamento, come il ponte di Borghetto Vara. Direi che è un cantiere purtroppo molto sfortunato quello di Borghetto. Siamo stati più volte in collaborazione con ANAS a cercare di sbloccare questa situazione. Oggi siamo al secondo classificato che ha, come dire, accettato di poter terminare almeno il primo, che vede un finanziamento regionale peraltro molto importante. Lo ricordo sempre, quei 2 ponti sono per il 50% finanziati da Regione Liguria. Ci auguriamo che il cantiere parta quanto prima. C'è un mese di lavoro per terminare il primo ponte sostanzialmente e poi dopo ovviamente iniziare i lavori del secondo. Credo che l'interlocuzione con ANAS in questi giorni potrà dare come dire, alcuni esiti che speriamo possano essere positivi. Le interferenze di quel cantiere sono in via di definizione e quindi, come dire, credo che ci sia tutto per partire, anche, come dire, per dare risposte a quel territorio che l'attende da troppo tempo. E a Genova invece continua il lavoro dei Vigili del Fuoco nel recupero degli oggetti personali che ancora si trovano nelle case evacuate in seguito al crollo del Ponte Morandi. Sul posto sono all'opera varie squadre provenienti dai comandi di Genova, La Spezia, Savona e Imperia. I pompieri sono intervenuti con i carrelli elevatori per portare via dalle abitazioni tutto il possibile, compresi mobili e divani. Le operazioni proseguono secondo il protocollo di sicurezza. La stabilità del Ponte Morandi viene infatti monitorata da appositi sensori. Oggi, durante una fase di rientro, è scattato l'allarme, ma, spiegano i Vigili del Fuoco, si è trattato di un falso allarme dovuto ad una anomalia. Apriamo adesso la consueta finestra di Telepace sull'Arcidiocesi di Genova. La linea quindi va alla redazione del Cittadino. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Domenica 21 ottobre è stata celebrata la messa a conclusione dell'anno giubilare e la conseguente apertura dell'anno pastorale 2018-2019. La Santa Messa è stata presieduta dal Cardinal Bagnasco e concelebrata dai Vescovi Liguri. Un momento di gioia piena per l'intera diocesi. Consacrare vuol dire dedicare qualcosa a Dio, ha detto il Cardinal Bagnasco nell'omelia, e la cattedrale è così diventata uno spazio a cui Dio ha legato in modo speciale la sua presenza. Venerdì 2 novembre al Morandi e a Staglieno, la giornata di commemorazione di tutti i fedeli defunti. Alle ore 10 la Santa Messa presso il cimitero di Staglieno, a suffragio dei militari caduti in tutte le guerre. Alle ore 15:30 il Cardinale sarà in Valpolcevera, presso l'incrocio tra via Campi e via Perlasca. Al centro della preghiera saranno soprattutto i defunti vittime del crollo del Ponte Morandi. Invece alle ore 15:30 nel cimitero di Staglieno la Santa Messa concelebrata da tutti i parroci liguri e della diocesi di Genova e celebrata da un delegato dell'arcivescovo. Chiudiamo il TG con l'emergenza abitativa causata dal crollo del Ponte Morandi. Mercoledì 24 ottobre infatti sono state assegnate le abitazioni dell'ex palazzina Casa delle Infermiere, alloggi di proprietà della CDP, Cassa Deposito Prestiti, i quali assieme alle autorità locali hanno stipulato un accordo di 18 mesi per le famiglie che vi abiteranno. Un gesto concreto che dà speranza a chi l'aveva persa. Dalla redazione del Cittadino è tutto, la linea può tornare a Chiavari. Grazie. Bene, rientriamo in studio. Navigando in mare aperto è il titolo del prossimo incontro per i giovani animatori della diocesi proposto dall'Azione Cattolica. Continua così il cammino formativo inaugurato lo scorso mese di settembre con un buon numero di partecipanti provenienti dalle diverse realtà del territorio. Appuntamento che si terrà domani sera alle 20:45 presso il seminario di Chiavari. Sono invitati tutti i ragazzi delle scuole superiori che nelle parrocchie della diocesi svolgono il servizio
servizio di educatori oppure di catechisti. Bene, ora spazio all'economia, continuiamo a parlare della manovra presentata dal governo targato Lega e 5 Stelle che in questi giorni ha subito alcune modifiche. Le norme in questione potranno essere ancora cambiate prima della definitiva approvazione prevista per la fine del 2018. Vediamo la scheda di oggi. Sigla. Confermata l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 con 2 novità. Primo, vengono ridotte per i primi 6 mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici. Secondo, le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall'operazione a cui si riferiscono. Si prevedono novità sui termini di annotazione nei registri e viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti. Occorre recarsi agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate per richiedere l'apposito PIN e abilitarsi a Fisco Online. Il regime forfettario, ora in vigore con tassazione al 15%, è riservato ai professionisti con ricavi sino a 30.000 euro e ad altre categorie con ricavi sino a 50.000 euro. L'obiettivo è estendere la platea ai contribuenti con ricavi fino a 65.000 euro e di rimuovere gli attuali ostacoli all'entrata, ad esempio avere del personale dipendente o beni strumentali rilevanti. Le start-up e le attività avviate dagli under 35 godrebbero di un super sconto al 5%. Resta invece il divieto di accesso per coloro che hanno partecipazioni in società. I contribuenti forfettari emettono fatture senza l'applicazione dell'IVA e non sono obbligati ad emettere fatture elettroniche, ma dovranno organizzarsi per poter ricevere quelle emesse dai loro fornitori. Nel disegno di legge del bilancio è poi prevista l'introduzione di una cedolare secca al 21% sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, tra questi figurano i capannoni. È attualmente prevista una proroga di 1 anno delle detrazioni riservate a ecobonus, bonus ristrutturazione e bonus verde, nonché per quello relativo ai mobili e per l'acquisto di elettrodomestici e apparecchiature ad elevata classe energetica. Infine è confermato l'azzeramento dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2010 fino all'importo di 1.000 euro, ad oggi non ancora pagati. Non sono previste cancellazioni per multe, ammende e sanzioni pecuniarie collegate a sentenze penali di condanna. La Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa con i comuni di Camogli, Portofino, Rapallo, Santa Margherita e Parco di Portofino per l'avvio di un servizio coordinato di controllo del cinghiale. Regione e Parco mettono a disposizione il proprio personale di vigilanza, le amministrazioni comunali invece designeranno almeno un'unità selezionata tra il personale dei rispettivi corpi di polizia locale e metteranno a disposizione un operaio eventualmente necessario al trasporto, al montaggio e allo smontaggio degli impianti di cattura. Il protocollo d'intesa ha una durata di 3 anni e potrà essere rinnovato per un pari periodo dagli enti interessati. Protezione civile in festa nei giorni scorsi a Sestri Levante, un momento di confronto ma anche di informazione su come affrontare le situazioni di rischio, tante le dimostrazioni da parte dei volontari e forze dell'ordine, dal soccorso in mare alla ricerca di dispersi sino allo spegnimento dell'incendio. Siamo andati a vedere. Si avvicina un fine settimana all'insegna del maltempo con piogge significative su tutta la Liguria. Per ora proiezioni che mettono sull'avviso l'intera struttura regionale di protezione civile che conta professionisti e numerosi volontari. Molti di loro pochi giorni fa si sono fatti conoscere alla popolazione di Sestri Levante con dimostrazioni pratiche, laboratori sui temi della prevenzione del rischio e momenti di conoscenza. Gli atmosferici e quelli del mare agitato. In piazza Matteotti e in Baia è stato possibile venire a contatto con le forze locali di sicurezza. I cani dei gruppi cinofili del Radio Club Levante, dell'Associazione Nazionale Alpini e dei Carabinieri si sono messi alla prova in simulazioni di ricerca e salvataggio, mentre la Guardia Costiera ha simulato un intervento di soccorso in mare. La cinofila si avvicinerà al pericolante. Una giornata di festa per conoscere più da vicino quelli che spesso definiamo eroi, perché in primo piano nelle situazioni più difficili. Mi piace che ci sia percepita anche da loro, dalle forze dell'ordine, dalle associazioni coinvolte, questo sentimento di riconoscenza e di affetto della città nei loro confronti. E purtroppo spesso in eventi drammatici come alluvioni o terremoti o tragici come appunto
è stato recentemente a Genova con il crollo del ponte Morandi. Abbiamo idea effettivamente dell'impegno e di questa struttura operativa che è assolutamente importante per tutti, però noi dobbiamo sempre tenerle ben presente anche quando ovviamente in condizioni normali, quindi mi sembra un bel momento per avvicinare i cittadini a tutta questa realtà. E ora vediamo insieme la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 26 ottobre. In occasione del 30° anniversario del Circolo Filatelico Numismatico Baia delle Favole, al Grande Albergo di via Vittorio Veneto a Sesti Levante si terranno 3 giorni con mostra di auto e moto d'epoca, modellismo navale, bonsai, materiale vintage e hobbistica varia. Open Day nella località Semaforo Nuova Camogli. Il punto di ritrovo è alle 9:15 nella piazzola dell'Hotel Portofino Culm. A partire dalle 15 sul piazzale San Benigno di Genova sarà possibile acquistare il braccialetto Genova nel cuore, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al Comune di Genova. L'iniziativa è promossa da FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Nell'ambito dei corsi di cultura di Chiavari, dalle 16 alle 17:20 si terranno le letture di Silvana Rigobello su l'Eugénie Grandet di Balzac, nella sala Rivellara di via delle Vecchie Mura a Chiavari. Alle 17, all'Auditorium San Francesco di Chiavari, si terrà l'incontro A Volo d'Angelo, Luigi Brizzolara, scultore ligure nel mondo. Abbattiamo le barriere, il convegno che si terrà alle 17:30 nel Circolo Golf e Tennis di Rapallo. Alle 18:30, nelle sale del Circolo Chiavarese di Bridge, in Corso Colombo 25 a Chiavari, i dirigenti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica presenteranno i corsi dedicati a principianti e giocatori di ogni livello. Alle 21, nella sala Punto Incontro Coop Liguria, a Chiavari, Cristina Garzone parlerà di fotografia di reportage. Una notizia che è arrivata da poco in redazione che riguarda le vicende della Virtus Entella Calcio. La Lega di Serie B ha deciso di impugnare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR del Lazio che ha dichiarato illegittimo il campionato a 19 squadre. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea dei club riunitasi questo pomeriggio. Alla notizia non è mancata la dura presa di posizione del nuovo presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Chi pensa di riportare in capo a questa governance la responsabilità dell'attuale situazione, la cui gravità è sotto gli occhi di tutti, così come ben evidenziato dalle ordinanze del TAR del Lazio, ha sbagliato indirizzo. A tal proposito ho deciso di convocare tempestivamente il Consiglio federale martedì 30 ottobre, unico organo statutariamente competente per decidere. Sul caos Serie B è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, dopo che il TAR del Lazio ha smontato il format a 19 squadre. Il governo non aveva nessuna voglia e nessun interesse a intervenire sulla giustizia sportiva, così ha detto. Siamo stati costretti a prendere un'iniziativa perché nessuno dava risposta agli interessi della società. Per il rappresentante del governo ora ci vuole rispetto per la sentenza del TAR, con la speranza che il collegio di garanzia decida chi ha il diritto di stare in Serie B. Visto che la situazione è al limite dell'irrecuperabile, come dimostra, ha detto Giorgetti, la vicenda della Virtus Entella, che peraltro probabilmente meriterebbe più di tutte di essere in Serie B. Vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi. Con questa notizia termina il giornale, prossimo appuntamento 12:45 di domani. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.